Eccoci qua, voglio. Non mi riuscite niente, ma quello che la frenzola la mamma YouTube, perché quella è una frenzola, non so cosa è successo, io non lo so, perché all'inizio non si vedeva niente, quindi ho tolto, ho staccato la diretta, poi la mi sono andata a voto e non si vedeva manco un cazzo, quindi ho dovuto rifare di nuovo il link, mo spero che mi vedete se ed è tutto bene, poi vado a leggere i commenti vostri, coppa YouTube, mi sto prendendo la pagina. E niente, oggi mi dispiace perché di solito queste cose non capitavano più da un po' di tempo, ma secondo me è stata pure la mamma di Roberto Carlino che ha influito in questa vicenda, l'energia negativa di Roberto Carlino. Chi se ne è accorto, lo stanno annummerando troppi voti e su 10 sciaiuli merda porta peste, c'è stata a noi. Comunque io spero che mo mi vedete, poi caso mai fatemelo sapere su Facebook, che in Coppa YouTube commenta arriva a troppo 20 anni, quindi fatemelo sapere su Facebook che è più istantaneo. Niente, no, no, sto cercando di trovare un attimo i commenti vostri in Coppa YouTube che ne trovo. Aspetta, c'è acchiappo o link della live. Intanto, ok, qualcuno se mi scrive su Facebook mi fa piacere, che mi dice se mi vedete e mi sentite, perché io a finire che sto parlando solo di come e capita spesso questa cosa qua. Comunque fatemelo sapere. Intanto cerco un attimo di andare a vedere i commenti su YouTube. Mamma chiappo link qua. Copia. Eccolo qua. Copia. Secondo me non mi marito, voglio. Tengo questo presentimento che non mi marito, perché se no già mai visto per scritto qua a Facebook. Essendo che non mi state scrivendo, secondo me non mi marito. Non lo so. Boh. Staremo a vedere, staremo a vedere. Aspetta un attimo. No, non lo so, io scrivetemi un po' a Facebook. Fabri, aspetta, Giacomo Servillo, ma vire Giacomo, non lo so. Catto quanto che è successo, è cominciato, c'è non so perché non mi fa seguire la diretta. Ah, vai, dove vai? Ok, dove c'è ottimo Antonio Adornetto dalla Torre, grandissimo Antonio, detto ubriacone per gli amici, lo chiamiamo ubriacone, e lo sapevo che voglio bene, Antonio. E niente, voglio andare un attimo a vedere i commenti se ci riesco su YouTube, eccoli qua. E intanto voglio pure salutare delle persone che non possono commentare, se è capito perché non riescono a commentare a live, e quindi io le saluto sempre in maniera li saluto sempre mi scrive un coppo foglie carta, mi scrive nome e li saluto. Vabbè, comunque Giovanni Minopoli lo voglio salutare, Paghi Serpini, Antonia Tornetto che mi ha scritto un coppa a Facebook, e poi un saluto particolare a Roberta Vecchione che ha detto fammi un saluto particolare, quindi ha scritto un saluto particolare. Giacomo Sebillo, Antonio Brandi, voglio Antonio Brandi ci segue da New York, voglio un guaglione napolitano che vive a New York, ci segue dall'America, pensate un po', e non è una valle, ci sta veramente che ci segue da. E poi c'è sta Alessio De Francesco, questi li volevo salutare e quindi possiamo iniziare. Niente, voglio, stiamo state scrivendo cufoni a Facebook, non riesco a controllare i messaggi sia da Facebook che da YouTube, quindi leggo soltanto quelli di YouTube. E a Bussa Giorgio Imbradice che saluto, Cero ti vedevamo tutti tranne che la casa Caruto, che la casa Caruto di chi? Perché ci stanno a sé casa Caruto, buonasera alla stanza. Valentina Numeri, Cero comunque stai in influenza perché ti è piaciuto con scema con la mutanda? No, ma non io perché lui quando si con la mutanda non faceva freddo, anzi, cioè un tavolo poco inventare, però io penso che la freva la ci vede per qualche altra causa, pure perché sto sempre senza la maglietta, in casa mi porto io, non posso stare correndo, no? Io già frustrato senza maglietta fine a novembre e quindi fondamentalmente era nell'aria che mi venisse la febbre. Comunque, voglio spero che sapere, comunque aspetta, voglio vedere un po' a Facebook come stanno dicendo, ti vedo bene, ti vediamo, a posto, mi vedete tutto quanto, sono molto felice che mi vedete, abbiamo risolto il problema. Comunque, vabbè, saluto pure i ragazzi che stanno collegati qua, che sono Alessio Enigma, Enigma su cognomi tu e Ale mi fanno poco paura, Enigma, pare poco l'enigmista, no? Fa film paura. Salvatore Di Francia, Anna DF, Antonio Portici, Paolo Ioda, Giorgio Marinelli, Alfonso Grammegna, Marcello Spena, vabbè, sì, Marco Albano, vabbè, io a cominciare a leggere i commenti perché se no non la finisce più. Antonia Mennillo, grande Antonia, Cerro i Passanien, sta casa caruta, no, avete ragione, voglio, ma è stato un problema tecnico che figuratevi, io agita la colpa secondo me è di Roberto Carlino, cioè secondo me incentriamo tutte le colpe su Roberto Carlino che veramente secondo me è il polo della negatività di questa sera, comunque hanno vinto tutto però. A proposito, ma io penso che avete visto il video, no? Il video che abbiamo visto sabato, penso che ve lo siete visto e vi voglio ringraziare per tutti
i scherzi che ci avete consigliato, perché fondamentalmente è un video che abbiamo fatto lui, però l'avete scritto voi, cioè in un certo qual modo, anzi no, in un certo qual modo, l'avete proprio scritto voi, perché in realtà tutto noi non so che cose in mente noi da fare quella giornata, e meno male che oggi pensate a città, boh, faccio un grande video, scrivo un po' a Facebook, e qualcuno sicuramente ne cacceranno di cotte e di crudi, infatti ne avete cacciate i cotti, i crudi, i specchi e tutto questo a presa, anzi avete cacciato pure certe cose che ancora oggi stanno a scrivere gli scherzi sotto a quello video, non hanno capito che abbiamo fatto, no? Là proprio, diciamo, proprio là c'è proprio la laurea di case cadute a chi scrive ancora gli scherzi sotto a quel video. Comunque voglio ringraziare perché comunque ci avete consigliato dei bei scherzi, certo sono state che cazzo veramente mi sono piaciute assai e l'hanno fatta. E spero che il video vi è piaciuto alla fine. Vabbè, comunque che stai. Poi cazzo volevo registrare una cosa, volevo registrare stasera, ma mai riuscito, così mi arrivo devo dire. Comunque, leggiamo i commenti. Rossano. Stefano Marsi fa prima nasce morto la prima sera che sto collegato al computer è successo 48, hai ragione, ma queste sono cose che capitavano l'anno scorso all'inizio quando facevi il live che era proprio negato, poco perché facciamo la connessione era buona, ecco, è un po' perché pure io ero molto negato, ma ho imparato un po' che più, cioè se sembra una casa caduta, perché però comunque un po' meno, una casa caduta ma un po' meno, quindi posso sì, si mi sta asciutto, abbiamo fatto 13 minuti di ritardo, ma non è un problema, non è un problema. Anzi, pure se questa cosa ha influito nella come si dice, nel fatto che quando ne siete voi, no, qua mi dà sempre una sessantina di persone, vabbè, no, è influito poco, effettivamente siamo sempre numerosi, cioè siamo sempre stessi fondamentalmente per questa live, e vabbè, comunque continuiamo a leggere come Cero mi saluti, Giorgio Marinelli, già ti ho salutato prima, Marco Bove, buonasera, Cero, fa sempre un guagliuncello, e poi ti fai venire un raffreddore, ma le cose lasci farci chi te vivo, hai scritto, non lo dico io, ti fatti picchiare e lo può capire, so, effettivamente è vero, voglio fare troppo giù in giro, però è arrivata un'età nel quale uno da cominciare a mettere le maglioncelle a bicchiam, no? Da cominciare a mettere un cappellino con la pallina, con la capo, effettivamente è vero. No, io voglio fare sempre vero, no? Voglio non so, libertino, no? Chi che sta senza e non lo posso fare più, effettivamente è vero. Comunque mi dice, però che comunque tutti quanti, o quasi, chi lo conosce è una fregola, quindi è una cosa solo mia, penso che questo maltempo abbia colto impreparati un po' tutti che giustamente si ancora a mezza mano che non abbiamo capito che purtroppo stava nell'inverno e quindi ci hanno fatto fare. Giorgio Marinelli, sono guaiato con Matteo, ma mia madre mi manda comunque a scuola, voglio che questa è una cosa triste effettivamente, ma no, quando penso a scuola è una tristezza assurda, non parla di scuola perché quando vi sento a voi e vi leggo che andate a scuola, ma viene una contro in voi, ma proprio non mi ha facilità di da scuola, che è una cosa troppo brutta, un'infanzia terribile, devo dire. Enzo Baruffo, grande Enzo, poi ce l'hai fatta Casa Caruto, sì, ce l'ho fatta alla fine, ce l'abbiamo fatta. Roberto Corona, ce lo raccontaci qualche episodio tipo il fatto con il tuo amico a mare. Proprio, cioè, mi fatto compagni a mare che facete fare la figura e merda. Diciamo che a mare mi sono capitate parecchie cose, però mi davano in mente, io ma così, belle per me in mente qualcosa che mi è capitato a mare. Qualche figura e merda a mare, cose, ma fammi pensare. C'è già pensato, si muove tutta da riga. Alfonso Gram, intanto ci sputa, non so se si vedono le sputazzate che a volte non sta sempre sto sputando, non so, che sta in strada che facci tipo noi root, sai cosa là, i singhiozzi, ma sta sempre su sputando, non so se si riesce a vedere che sputo, mi dispiace, cioè che deve essere un brutto spettacolo, ma sta sempre in sputo. Comunque, Alfonso Grammigna, Sina Casa Caruto, parola di Roberto Carlino. Non ha messo infatti Roberto Carlino è diventato proprio tormentore del momento. Allora, Roberto Corona mi saluti, ti saluto, oh, no, ti saluto. Marco Parmentola, grande Marco, buonasera Cero, buonasera Marco. Cristian Pocio, Cero sei il numero uno, dopo 31 registrazioni, sì, infatti questa è la 31esima puntata, questa è la prima live, mi sa che porto pure a peste, visto che si blocca sempre, ma sa che porto pure peste, comunque sei un grande, ti voglio bene, aspetta, mi hai fatto paura un colpo che si è bloccato, fammi, no, ti vediamo, ogni tanto voglio uscire a me la camerina perché io tengo paura che non si vede più, dovremmo stare a posto, dovremmo, voglio, tu quando mi aprite a posto, quindi io posso continuare e proseguo per la mia strada. Allora, Vulcano, ti vediamo, ci capito, voglio camerina, eccolo qua. Comunque andiamo avanti a leggere gli altri commenti. Che non ci sta, poi aspetta un attimo, è poco che scattano all'improvviso, o non ci stanno, o belle buone scattano tutti quanti nella botte, ma io ci metto a piloffio e vado dietro, li vado a prendere, aspetta un attimo, Gennaro Peranio, io Gennaro Peranio che
che sta a Milano, che era un torna, mi ricordo il generale che me l'ha scritto l'altro giorno su Facebook, Om Bella, buonasera, un bacione pure qua a Milano, mi ricordo che sta a Milano, e quando torni c'è ma più un caffè a piano, stiamo vicino qua. Alessio Enigma, c'era pure la freve e raffreddore, sì, voglio ma pure la freve e raffreddore, tranquillamente, finché non tenevo 40 di freve, effettivamente non avessi potuto fare, però essendo che ho i decimi e quindi so tranquillamente, anzi, è più secondo me mi passa pure la frega, stanno a fa live, mi sfogo, no? Metto a parlare con uno, si dovrebbe calare, mi si face una canzone, vabbè, Tony Granato, Tony Granato, grande stalker, Tony Granato per esempio, non voglio che sta a capire, no, cioè oramai è un mio amico, perché oramai mi ha fatto amicizia e lui seguiva i video nostri e quindi noi ci abbiamo conosciuto, posso fare una foto, e mo ci abbiamo visto 500 volte, oramai siamo diventati amici con Tony Granato, ma ogni volta che mi vede mi chiede sempre una foto, cioè non lo so perché fa sempre fotografie con me, non magica, cioè non magica a casa, cioè sta facendo tipo una collezione di fotografie Ace e arriveremo quando ci faremo vecchi, Ace tiene sempre fotografie con me, sai, in tutti gli stadi della nostra vecchiaia, e lui, ecco. Comunque, una grande casa caruta Tony Granato, catenupato che fa odontotecnico, ma lo dico così, giusto per sta accusata da fare un render, pondera, un render giallo, per esempio, c'è il papà di Tony Granato. Sto facendo pubblicità a padre Tony, così quando un giorno verrò a farmi qualche dente da tuo padre, eh, abbi la cortesia di farmi sparagnare qualcosa per questa pubblicità che sto facendo. Anthony Fortici, poi Fabri, sai che cos'è Omegle? Come non lo so, perché non facciamo un incontro lì un giorno, almeno ci vediamo in cam e poi lo posti su YouTube e tante belle cose. No, io già l'ho fatto Omegle, tu sei disinformata, Anthony, io l'ho fatto ad agosto, stavo a casa andando quazza fa, e quindi facevo su fatti Omegle e chi cazzo ci c'è da setti un paio di ore, non passo Omegle, qualcuno già, già lo saprà perché ci siamo visti, però la maggior parte di voi non teneva né a webcam né un microfono, cioè c'era una moria di webcam e di microfoni, stessi inguaiati, chi teneva la webcam manteneva il microfono, chi teneva il microfono manteneva la webcam, chi stava collegato con il telefono scappio un quattro, e solo io, su una casa caruta veramente, tenevo webcam e come si chiama il microfono, invece lui peggio di me, quindi comunque lo farò qualche altra volta, che cazzo c'è da e mi piace. Luigi Cimbino, Cero mi saluti, a voglia, Luigi, ciao. Giulia Gentile, hai fatto un'età, guarda chi parlo, Giulia, io lo so, non so, ma so che tu hai un'età perché una volta me l'hai detto, quindi siamo così due vecchiari, Giulia, non ci ne foto, la vecchiaia bisogna accettarla così come, anche se secondo me, questa è una cosa, un parere mio, la vecchiaia è sempre meglio per un uomo, no? Per un guaglione, per un ragazzo, diciamo, per un uomo, perché per la femmina è brutta la vecchiaia, questo secondo me, perché la femmina come dice che è bella, no? No, che l'uomo è brutto, l'uomo pure è bello, però diciamo la femmina essendo bella proprio per antonomasia, no? Stasera parlo cioè è brutto che si fa vecchio, no? Perché sai, non so, mi capita di vedere per esempio che c'è Sofia Loren, per dici, no? O tu quando dici, ma Sofia non è ancora bene, a me mi piace lo Sofia, cioè senza mai di una vecchia, non che stiamo là a fare, Sofia Loren è bella, è di una vecchia, è una bella vecchia, ma è una vecchia, no? Però sai, io prima, no? A Sofia Loren, cioè, non fa nulla, veramente, non so se vi è capitato mai di vedere i film vecchi di Sofia Loren, voglio ma la tizza, a parte la tizza, proprio bella, proprio lei proprio una femmina proprio bella. Mo sai che è una vecchia, no? Cioè, sarà brutto per lei, che casomai scappa, sta avvelenata le sue belle, poi viene un film con sue vecchie e vede che dice, ma quando ci fa scimmero, era buona, no? Era una bella, e mo mangi fatta una vecchia, no? Quindi per gli uomini tu dici, ok, per l'uomo no, ah, sì, pure l'uomo, no? Cioè uno pensa che quando si vede fuori un vecchio, no? Perché era più giovane, dice, ah, come se io fresco, frate, però mo diciamo, mo ci faccio immaginare però l'uomo è un po' più, cioè un po' più, oddio, sta pure chi invecchia, gli uomini rispetto alle donne, voglio dire, invecchiando possono pure diventare più belli, cioè che può essere una scusa mentale da amico, però non lo so, però vedi George Clooney, sai, no? George Clooney, che ne sai, c'è Brad Pitt, cioè sono gente che dice, mi chiuso fan vecchi, ma più cosa fanno bello, come Sean Connery, per esempio, però questa è una cosa che può essere che tu ti fai pure un cesso, ma ti fai tu, non lo so, questa è una cosa mia, comunque c'è questa parentesi che chiudo. E vabbè. Con chi è? Alessio Enigma su Mastra Fatica, sì, Mastra Fatica. Tore 266, c'è ci manca solo Roberto Carlino. Voglio Roberto Carlino, incontrare Roberto Carlino sta diventando quasi uno dei miei sogni. Ha schiappato una compagna mia, non so paziente. Ha detto fa prima scusa che sei di Roma, no? Stavo a dire
e praticamente ha detto, vabbè, ma chi lo guarda, chi lo va sempre a Bascio Palazzo mio? Cioè, come se saggi potuto capire buono, abita dalle parti dove abita questa amica mia. E tu vedi che tutti dicono, e io, ma da credere, voglio, un po' coglione che si dico, ma posso venire, poi là, dove abita tu? Volessi incontrare, voglio, ah, ma non, che bella buona scena, video con Roberto Carlino, sarebbe proprio un punto di arrivo della vita, mi piace, però ma talmente questo parlando quello che facesse piacere un controllo. Comunque, 1988 Nemesis, ciao, in cosa consiste il video con i Pantella? Se non so ancora, Nemesis, la verità, mi hanno chiesto l'indirizzo dell'email e pure l'indirizzo di casa, non ci capito, cazzo, ma a fa una rapina, non l'ho capito, questa cosa qua. Non lo so, forse mi hanno mandato qualcosa, qualche copione, non lo so, mi hanno fatto pensare come se mi devono, ma questa è un'idea mia, però un'idea solo mia, poi questo dice, nel senso, come se mi dovessero mandare qualcosa da, che sacci, magari loro vogliono che Icca faccia certe riprese e poi loro la fanno certe riprese e poi si attaccano e questo sarebbe il video da fare insieme. Io spero di no, perché pure siamo mai là oppure vengono loro qua, spero comunque di conoscerli e non fare un video a distanza insieme, però può essere proprio facile così, non lo so. Comunque mi hanno chiesto l'indirizzo da casa, non so se veramente mi hanno a fare una rapina, questo non lo so. Comunque, questo è quanto. Antonio Genito, ma chi è più cagazzo tra Carlino e Mastrota? Ma io, guarda, sinceramente, allora, Carlino Jim è più esperto, è più vecchio stampo, nel senso che Carlino voglio che cazzo quando veramente io sono nato, si può dire che Carlino già esiste, cioè, già esisteva, ne scientanno, no? Già esisteva quando cioè, già esisteva in TV quando io ero nato. E mi ricordo quando ero vicino a su Roberto Carlino, mi ricordo su, cioè, chi si scuro, no? Che io pensavo che era Nilo, no? Proprio crescendo, ho capito che uno si faceva il lampo. E pure sempre, sul fatto non vendo sogni, ma sono in realtà la parola di Roberto, ma chi faccio me? Cioè, a piccerilla, ad esempio, ma chi faccio me? Ma sta mo crescendo lo capirò, che io stavo uno cresce lo capisci. E non l'ho mai capito, invece, sono arrivato a 31 anni, non ho già capito chi è sto Roberto Carlini, cioè, che fa continuamente, fa ancora che la pubblicità, sembra la stessa, sembra si scimità, se è capito che fa, che non fa, vabbè. Invece chissà, Mastrota per esempio si vede no, che è uno che giustamente non sa che ha da fare, ovviamente, ha da faticare con queste cose, e si mette a vendere il pen, si mette a vendere quello che ci capita, no? È un piazzista, no? Uno che, e caga cazzo, però a me è giovane, uno può capire, no? Cioè, chi è guaglione da fare qualcosa. Dice Roberto Callini veramente a sfranda da Waller, perché oramai tenne un'età, se potesse arrivare, se potesse, non so, se potesse in pensione, invece ha da a su cazzo, ha da fuggire in 8 km, quindi sono due molto diversi. Preferisco un po' più Mastrota, no? Tipo faccio essere sincero, però comunque più ragazzi veramente forti della pubblicità italiana. Paolo Capasso, grande Paolo. Cerrone fanno video con Roberto Callini, ecco un mo' mi dice, Stefano Carrese, è bellissimo questo tipo di video, sì, proprio bravo, Cerrone, ma non ti metti scuola qualche volta. Ah, sì, per volte mi metti scuola, effettivamente. Ma per questo video non mi sono messo scuola, effettivamente, di fare quella cosa delle fotografie, no però in altri video mi sa sei scuola e questo già l'ho detto ma per esempio lo ridico non mi ha detto scuola sai quando c'è certo video ti chiavasse perché vai vicino ai guaglione e va a fa chiavasse e mi mettevano poco scuola perché non so perché mi mettevo scuola perché diceva ma chi sono io scemo allora faceva una volta che uno fa video però veramente a volte ne farli sì mi mette scuola e poi mi mette scuola non sempre, perché sono più si fa, però a volte mi capita. E su fatti di chiavassi mi è capitato qualche volta che mi mettevo in scuola, ma soprattutto perché? Perché all'inizio le fermavamo, cioè non le fermavamo, i guaglioni passavano e noi facevamo di chiavassi, e finché era così, diciamo che ancora. Ma a un certo punto, perché non ci piaceva di vedere che queste passavano e noi facevamo di chiavassi e che le se ne ivano, allora cercavamo di fermarle proprio una scusa e poi facevamo ti chiavasse proprio in faccia, no? Così avevamo delle immagini dove loro stavano fermi. Ora per fermarle, allora diceva una scusa, no? E lui diceva scusa, sai che so, e si fermava, diceva sono le 18 e 4 e io per buonamente se guardare gli faceva ti chiavasse. Allora sai, e si guardava, ma come questo un minuto prima mi ha chiesto che io sono, ma per buono, ma dice ti chiavasse, allora là ancora, mamma mia, ancora peggio, che una volta che mi avevo guadagnato la fiducia in una persona, no? Che si ferma e ti dice che ore sono, tu a roba subito gli fai pentire di esserti fidato di te, perché in faccia ci fai di chiavassa, quindi mi dico proprio, perché è stato un video che veramente mi sono messo molto, molto scuro, no? Comunque andiamo avanti. Salvo Sibillo, grande salvo, Highlander Cerrone, buonasera, no, ma quale Highlander, tengono pochi rapporti.
Carmen De Gregorio, c'era come un tipo bello cantante, però non ti metti vergogna, ma mamma, non ti dici. Ma poi quando mi sono visto in due video, mi sono messo proprio scuola, perché poi tenevo i cosci anche anche, ma poi mi sono pure ingrassato, tengo i cosci pare che tengo i cosci chiatti, non credevo che fossero così le mie. Invece in due video, mamma mia, proprio magari sono diventato un work, avanza, quando dico, vabbè, boh. Comunque andiamo avanti. Luciano Sebastiano, c'ero invece Casa Caruto, linea Caruto, sì, effettivamente stasera la linea è stata un po' caduta. Oh, vi ricordo voglio che fra poco c'è sta pure Pietro Pull, anzi mi stavo dimenticando di invitarlo, che vi voleva fare una bella poesia stasera Pietro Pull, e io lo invito ora, dovrebbe entrare tra una decina di minuti, ma stiamo proprio scudando, voglio dire, ragazzi, che mi chiamava e mi regnivi parole perché giustamente io lo chiamo, aspetta, come cazzo si chiama, come passa un cazzo, è un nome particolare, ah, Francesco Super V, mi scordo sempre. Francesco Super V, aspettate che gli mando l'invito, eccolo qua. Gli mando l'invito, ci mando mo e ci mando pure la roba, perché visto, quando mando l'invito in coppa queste cose, a volte non gli arriva. Comunque, poi andiamo avanti, stavo leggendo i commenti. Antonio Mennillo, c'era, l'hai visto il nuovo video di Animals dei Maroon 5? È troppo bello, no, non l'ho visto. Mi piacciono assai pure i Maroon 5, lo vedrò. Anthony Fortici, mamma mia, sono contento di averti scoperto almeno sei uno serio che fa le cose puntuali, eccetera. Già è la seconda live che seguo credendo che i commenti li leggevi su Facebook, anzi, proprio una casa caduta, no? Io li leggo solo su YouTube perché se sta a leggere tutti e due i commenti, c'è tutti e due i commenti, sia da YouTube che da Facebook, a scesso umani. Infatti, mo mi scrivono a, YouTube, a Facebook, però voglio un po' ma non posso rispondere perché se vi rispondo poi non si riesce più a fare live, cerco di rispondere sempre dopo che finisce la live. Allora, Alessio Enigma, Roberto Gallino Paramutante sta sempre a Nazocaz, è vero, perché veramente sta sempre. Giorgio Impradice, aspetta, voglio salutare Gianni Omega, che mi ha salutato e lo saluto pure io, che mi pare mai scritto pure oggi. Giorgio Impradice, c'ero dei fatti sordi, a me non mi pensi più, ah, tu sempre bene, ma pure tu voglio sempre bene, Giorgio, ma manco tu mi stai pensando più, però comunque è importante che già che segui la live significa che muove bene, ma è un amore reciproco fra me e Giorgio Impradice, che ci abbiamo appiccicato 100 volte a Facebook, però poi facciamo sempre pace, perché alla fine secondo me siamo pure la stessa cosa. Chi si chiama Jacks, cioè, ma tu casi roba buona, ma ci sta quel bel video della pubblicità Eva Q, ma l'ha già fatta già, la potresti fare una bella cosa, chi dà ma l'ha già fatta già, fatela vedere. Voglio, quando è capitato che parecchio prima, ma non l'hai fatta la pubblicità, ah no, l'ha già fatta, ma la devo vedere in coppa sul mio profilo Fabrizio Cerrone, andate in foto, album e esce video, è un bordello, però ogni la video, esce in video che c'è sta tutto che, e poi che sta a Evaccu, come facevano a fare che sta a Evaccu? Quella è una pubblicità, ma da credere, secondo me è più ridicolo proprio della storia delle pubblicità. Se ne sono usciti a deve lavorare, a parte la parodia che fatti, ma proprio la pubblicità, che è già una parodia. Cioè, come fanno il supposto, si chiama il supposto, voglio, si chiama Eva Q, cioè, ma nel supposto che si chiama Eva Q, cioè proprio un po' che chiamavano Tavangulo, cioè era meglio, no? Perché, vabbè, comunque, dico, con chi è la presa se volete. Luciano di Seba, no, questo già, Antonio Mennillo già la, no, aspetta, no, sta qua. Ah, Antonio Mennillo, la mia scuola è la migliore. Sabato non siamo andati perché la tradizione è che ci va, no, aspetta, perché è la tradizione e chi ci va porta sfortuna. Poi vabbè, domenica, oggi era sempre all'istituto e domani si darà alle 10:30, ma proprio olè. Ma pure io facevo questi fatti, a me ci fu un periodo che il sabato non si entrava, cioè non si andava, però facevano un ricchio tutti i giorni, nascevano tipo tre membri, però il sabato non gli a scuola, non dico. E poi ci fu un periodo che pure l'uno rinzi a scuola, comunque un periodo che non si capiva comunque solo 4-5 ore a settimana a scuola, comunque tutti i occhi, comunque io stesso dicevo 4-5 ore a settimana a scuola, e poi dicevo però, quindi non era. Vabbè, comunque Giulia Gentile, tranquillo, faremo lo stesso noi da questa parte. Che cosa? Non ci capi Giulia? Giulia Gentile, questo era Rutto, non a Sputazzella. Ha fatto Rutto, non me ne sono accorti, poi no, Rutto no, però Singhiozzi, poi comunque, comunque andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Guarda che si chiama Preserve attivi. Guarda che giochi parole, eh? YouTube è una casa caruta. No, vabbè, questo non è vero. Mario Coppola, c'era su Mario Co. Ah, sì, mi ricordo un nome. Ti ricordi me a Facebook che fa pubblicità? O c'era mi fai pubblicità? C'era oggi ha fatto Mario Coppola, ha fatto oggi proprio una pubblicità creativa. Ah, ho fatto l'Amplifone, che la casa caruta, casa setta abbascia a tutte, ba, anni sentì. Cazzo, vuoi sentire? Sta abbascia a buchina da casa caruta per i tavoli, sono la vista. A tenevo in canna, stavo ciao. Giorgio Marinelli, ce lo facci vedere tua moglie, ma mia moglie sta là sta mangiando, lascia stare alla televisione.
Paolo De Tommaso, ma stai bello, Fabri, grazie Paolo, ma anzi, su proprio pure bianca cadaverica che ci tenga a fare, comunque, capire un po' se la web mi fa così, o mi stai parlando ancora. Afonso Grammigna, c'è un boss YouTube, possiamo, Anna DF, Fabri, ma tua moglie che fa quando fai la live? Se vedi la televisione, sta là in cucina pure, il sole, mi dispiace, però un'ora alla settimana si può pure fare. Alessio Enigma canta canzone Sciso Mosso per piacere, no, Sciso Mosso è quella là che io potrei cantare, ma sicuramente stonerei di più di tutte quelle là che ha mai fatto in vita mia, perché quello è stato proprio, che là proprio chi ha fatto mix, ha fatto un culo tanto, anzi lo saluto, un amico mio Pasquale Parisi, si mette vicino a chi e si mette a mixare la voce, perché io si poteva fare quella canzone che era altissima e non era proprio cosa mia. Vabbè, ma così è bassa, la canzone non è cosa mia, comunque vabbè. Allora, Mr. Game, buonasera, ciao Mr. Game. Pasquale Serpini, credo sia Pachi Serpini, sei mai stato bocciato a scuola? Sono stato bocciato 5 volte. Hai mai fatto una stronzata rossa e non ci fatti più uno? Una volta che facevo a scuola, una volta proprio a scuola, mi ricordo dopo niente proprio, bello buono, secondo lui, niente, no? Però niente, no, che mi dice come mano. Niente, dice, dopo chi secondo me se ne accorgono, penso proprio il capo, dice, dopo chi secondo me chi se ne accorge, ma no, così, non credo che se ne accorgano, invece se ne accorgettero e mi sono spendetto, c'è una figura in mezzo, non so bocciare 5 volte, ma non bocciare 5 volte in senso che cioè A questo proprio a punto, ciuccio, no, perché poi ma che già la gente, poi io più, cioè lasciavo la scuola prima che finiva, 3-4 mesi prima ovviamente venivo bocciato. Christian mi Pocio, cioè senti? perché non fai un esperimento sociale a settimana? Un appuntamento fisso, tipo di show relativo, non so se li conosci, sì, li conosco, però voglio non ce la facevo, sinceramente sono ritmi molto alti, fare un video alla settimana, come siamo noi, perché siamo pure musci noi, nel senso che siamo molto precisi, nel senso che noi, sì, e voto pure in un giorno riusciamo a fare un video, però il voto no, il voto scendiamo più di 2 o 3 volte, ma non consecutive, quindi magari ci mettiamo pure le settimane per fare un video di 3 minuti, perché scendiamo 3 voti in da 3 settimane, quindi non stiamo a quel livello di fare delle cose con una cadenza settimanale, anche se comunque di show e relative vanno avanti con i commenti delle persone, nel senso che loro ogni settimana dicono scrivete nei commenti una sfida che dobbiamo fare e poi loro scelgono tra tutti questi commenti la sfida, quindi non è che stanno là a pensare che hanno fa, ma chiedono al pubblico loro di quello che devono fare, un po' come qualche volta stiamo facendo pure noi così, però comunque noi diciamo al 90%, 95% cerchiamo lui di pensare a quello che ama fa e poi lo facciamo. Quindi per pensare a quello che devi fare ci vuole poco più tempo, ovviamente. Però pure sì, comunque, pure sì l'idea c'è la noi comunque siamo musce in tutto il nostro operato, quindi non è, questa non è una scusa proprio comunque poi un'idea a settimana, ma non passare. No, vabbè. Tony Granato, grazie per la pubblicità. Racconto fatto pennarella, però verità, bocca a chi deve. Perché chi si fatto pennarella. Tony Granato, che lo stalker, il mio stalker, caso si fotografia con me, che oramai siamo compagni e continua a si fotografia con me. Che facete? Se mi fa sti candid camera, mo come si chiama? Che ho fatto la pece, no? Comunque mi serviva un pennarello perché devo fare quello scherzo ho fatto scrivi il tuo nome sul tuo petto, fatto la guaglione, così ti indovino il tuo nome, c'ho scritto sulla pancia, non so se state visto. E comunque c'è tu accattare un pennarello, no? Tanto qua sta a feltrinello, accattare. Comunque, a parte Tony Granato, torno, cioè 20 euro in mano. Torno dopo. Ti pare un ore, tu, no? Cioè ti sappia di 20 euro secondo me. Però no, non era ma non penso che sia 20 euro. Ma tornare a ore. Tony, ma che ci facciamo? No, io subito canno tenevo, là, ne tenevo, canno tenevo, canno, ah, boh. Comunque, aspetta, scusate, scusa, una cosa che mi porta. Cioè, ma raccomando, mo che compri il pennarello, non lo comprare indelebile. Compra un pennarello normale, non indelebile, ma raccomando. E non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vabbè, comunque, a per ore si presenta con pennarello indelebile. A luce tutto struzzo, Tony Grana, comunque 2 euro, vai giù, 2 euro di pennarella, 2 euro, ma che ero aiuta l'America. Vabbè, comunque si presenta con 2 euro di pennarella indelebile, ti dico solo che Tony Grana mi ha fatto 2 euro, pennarello mai usato, infatti immagino come la sfrutta questo pennarello, perché lui è lo uso assai. Ma, aspetta un attimo, sto dicendo come, Mattarello spacca, sei single o è la moglie? Se 3 euro sto parlando di mia moglie, mi sta dicendo, ma sei single o è mia moglie? E chi ci fa, boh, dico sempre, più o meno, ogni tanto che comunque no, sono sposato. Ma perché può mettere lo spacco tu sei uomo, ma che vuoi sapere? Vabbè, sì, sì, omosessuale, non ti preoccupare, noi non siamo assolutamente, non ci sono problemi. Stefano Masi, Fabri, racconta qualche aneddoto
quando te lo chiedono dici sempre un marico, devo avere un marico che poi vedi, ma sembra che stiamo mai Tony Granata, ma hai fatto prendere, l'abbiamo solo ricordato, ma se uno mi dice raccontami un aneddoto, è difficile che mi ricordi, ma da venire con parola chiave che indaga per me, ma ricordo questa cosa. È capitato di foto, ma mi sono ricordato perché se qualcosa mi faceva ricordare. Comunque dice sempre non mi ricordo, sì, mi viene in mente, vuol dire che alla fine non lo dici mai. Raccontaci qualche cosa di quel fatto delle pizze, faccio variare. Ma io ho fatto le pizze, fondamentalmente, ho questi due ricordi che mi sono rimasti impressi, e già ne ho fatto l'ho raccontato. Il fatto che mi scordo le pizze è nato fatto che ti facciamo i caduti per scala quando stavo andando a portare le pizze. Altre cose, Senti, altre cose, non mi ricordo. Anzi, mo uno me la ricordo, mi è venuto mo in mente. E mi ricordo che praticamente, vabbè, questa è una cosa che ho detto, tanto oramai sono passate anni, e ti consegnare le pizze in una casa. E questi erano vecchi, no? Erano picchiari. Questi picchiari non mi posso mai scordare, mi fecero entrare in questa casa qua. E poi ho avuto pure una cosa in mente, dopo vorrei questo qua. Eh, comunque una certa sera a casa, bella e buona, voglio, non so come, vidi, mettere i soldi, tappo, e il bel poveretto, 20 euro in terra, voglio, 20 euro a terra, ma su cose che non si fanno, no? Però vabbè, ero voglio, ma cazzo, comunque questi 20 euro in terra, e stavamo quasi quasi diciamo, dentro, però a poca distanza dalla porta, voglio, ma te tu per non passare 20 euro, ma trascina fino a fuori la porta, voglio, ma pareva Michael Jackson, quando facevo o Milwaukee, no? Che lo passettavo un po', ma penso come uscì, ma trascina i 20 euro fino a fuori la porta, ma avevo voluto chiudere la porta, chiudetta la porta di Uber, e mi pigliai i 20 euro, voglio, ma che roba, cioè, era proprio regalato, se uno l'anno invece che chi si può tenere 20 euro in terra, no? Cioè, erano vecchi, dei vicini andati, sanno pure pure, cazzo, con 20 euro me l'aveva pigliato fuori. Come si fa, mi sono capitato spesso, posso fare i soldi in terra, no? Pure in la pizzeria proprio, la gente per giocare con i 20 euro, li mettevo per la coppa, e chi si usava? Poi si dicevano, Fabri, va a pigliare una cosa, no, aspetta, aspetta, che governo, non passare 20 euro, dopo. E poi mi ha fatto un'altra cosa che è successa, questa è una cosa che è successa con un Mairo Massimo, che portava le pizze insieme, poi vecchi proprio uscivamo proprio ad andata, e tenemmo veramente, non era quella volta che io lavoravo in questa pizzeria, era un'altra pizzeria, lo faticavo con sto aiuto, pensate quando ero uscito, no? Faticavamo, due in un noi, sacco. un coppa motorino a tutte le pizze, ma poteva lavorare anche solo uno, però noi perché ci rubiamo cazzo e fatica uno solo, faticavamo in due, però venivamo pagati per uno, figurato a scimità. Comunque, mi ricordo che praticamente ho detto, ma che sei studietto, ma che se pure si può dire tanto studietto, veramente sarà morto, a forrotto. E chi era tipo un ex maresciallo della Marina, non so se comunque chi si ordinava sempre una pizza e una cosa di crocchè, come si dice, un cartone di crocchè arancine e roba va. Comunque io mi ho fatto questo, in ascensore, bella e buona, ma non dico che, cioè, ma quasi è successa questa cosa qua, cioè tipo, non mi ricordo più, ma tipo vicino a sto maggio mica è tutti scemi proprio, perché poi che là lo quattro facendo fare la figura e mi dà lo stesso amico che non credo che ci sta vedendo, ma se ci sta lo saluto Massimo. Comunque c'è Massimo, mo devi pizza in mano, e devi crocche in mano, ho scatolino che Massimo, ma sai che lo so? Cioè, penso che Massimo Breghi lo so, faceva così e butti i crocche in terra. Cioè, uno proprio sai che cosa riusciva, sai, tipo che tu vedi lo so e fai caricare i crocche, poi cari tutti i crocche in terra in ascenso. Poi meno male che non si sfunnai nei crocche, cioè, erano ancora integri a terra, però erano caduti in terra oramai, cioè, ci facciamo insieme a poi ma da credere, pareva un film. Comunque chiami i crocchi e mi ha detto, mi dà un coso, bisogna macchiare, sai, cercavamo di arrotondarli, perché erano poco, no, ammaccati, però erano poco, allora li arrotondammo e mi ha detto, ma tutto a poco. E tra l'altro, mi sta che è vecchio, quando ci facciamo, sacco, ma mai come quella sera, su vecchio, ma pare, ma che teneva la telecamera in ascensore? Ragazzi, no, entrate, entrate, non vi preoccupate. E trasi mi dà giusto, cioè, ci sembra una palla, tante botte, che si face trasi, trasi, ragazzi, grazie, comunque ci ricevi i soldi, che non so quando ci parava, sempre lo stesso punto, parava sempre 4 G. Venite qua, ma mangiatevelo un crocchè, ma mangiate, oh, chi si ci vuole, posso fare mangiare i crocchè? No, grazie, noi già abbiamo mangiato, perché sai, noi mangiamo sempre prima di incominciare il servizio. Ma no, ma io mi offendo, ve lo dovete mangiare, un crocchè ve lo dovete mangiare. Oggi là dice a chi si crocchè, è una caduta un terzo, ah, ma ci mangiamo, ci veniva proprio la salmonellosi, comunque aiuto. Allora, da chi la forza insisteva, lui voleva ridere perché voleva, ma come si può fare? Magari fare un film, voglio questa cosa, che io ci volevo fare mangiare crocchè che è una caduta, comunque ce la riuscimmo a scampare e non ci mangiamo i crocchè. Comunque, meno male, che secondo me abbiamo, secondo me che lui sarà morto, di crocchè, Senti, secondo me, boh, sarà stato tipo un omicidio colposo, hanno fatto un omicidio e non lo sappiamo.
pure lui si mangia quello che magari un termine, noi che eravamo a bere mescie, ma eravamo vicini, dico. Comunque che dispiace, Senti, spazio, ci penso poi senti, come cane pega. Però che eravamo a fare oggi, che all'epoca teníamos 18 anni, non capiamo, chissà quanto cazzo costavano, ci facevano il fondo anni. Rocche, Comunque questo mi senti? racconto qua, non so, cioè, ho cruzato da chi il cane pega, ma sono cose di guagliulo che capitano, oggi giorno non lo farei più, ma arrivato a 31 anni, ma anzi veramente, se ci penso mi fa una cosa in questo modo, ho sempre più mongolo di che mangiano Massimini che la parrucca tu cazzo, io lo so, Massimini tutti i crocca e nero, cioè proprio le cose proprio, ma peggio i fantozzi, vabbè comunque, pure sul racconto, hai visto, ho accontentato a Stefano Masi che dice che io non mi ricordo mai le cose, ma comunque andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Mi senti? Ti vergogna, non so se si è riferita a sta cosa. Comunque, Alfonso, Pitbull c'era Pitbull sta parlando, io sento proprio a Pitbull che dovrebbe già entrare, che dovrebbe essere già Mi entrato, senti? effettivamente. Mo lo invito un'altra volta, voglio perché non si può mai sapere che ah no, chissà c'è Mi Francesco sta senti? scritto. Ma sta in linea, perché vengo Francesco? E Tu io sto in linea, mannaggia. tu mi senti? Chi vedi in linea Come sembra? Francesco, voglio. Ma Io sono comunque in io provo linea. ad invitarlo un'altra volta, anche se lo vedo in linea. Ma non lo sente, anche se qualcuno mi ha scritto Francesco sta parlando e non lo sente. Vabbè, comunque la ci invitata Grazie un'altra volta, voglio, non ragazzi, si che sta capendo almeno, niente stasera, ma almeno su voi mi YouTube. sentite. Ma controllo un po' su Facebook se qualcuno. No, ancora ti vedo bene, poi piace che vediamo comunque. Bah, comunque dice che capite pulselline, ma io non lo proprio. Andiamo a vedere i commenti più recenti. Giorgio Ibrahimovic se non sta a mangiare. Adesso vi leggo, Allora, sì. Daniele Peluso, chiama là Anna, l'adulazione programmatica, mannaggia, mi senti? comunque voglio, io vado sopra a leggere i Abbiamo commenti due di cose prima, differenti. anche se stranamente dicono che Pitbull ci sta, ma io non lo sento. C'ero Pitbull sta parlando, vabbè, comunque. Jax, c'ero lo vuoi dire uno scioglilingua e cominciamo a dire, cioè, allora date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane, veloce però. Te lo riscrivo, Ma voi mi vedete? te lo riscrivo sulle Ragazzi, mi lettere prima, vedete? provo a dirlo veloce, ma è difficile. Allora, da- date il pane al cazzo, cazzo. Date il pane date il pane al cazzo, guarda, è proprio difficile su fatto, eh. Allora, aspetta, mangia concentrato. Date il pane al cane pazzo, date il pane al cazzo cane. Oh, ma no, che sei proprio una tarantella, se facevi in dei villaggi, ma sembra insamato, sto facendo malamente sta cosa. Comunque vedo che Forza comunque state insistentemente azzurri! scrivendo su Facebook, anche se non ve l'avevo detto. Comunque aspetta un attimo. Forza Voglio azzurri! mai ci troppo a Facebook, non capisco niente. O vuole che cango, o vuole che cango a Facebook. Comunque andiamo avanti. Anthony Focci, di notte, quando soffro di insonnia, prendo dei lassativi. Non dormo lo stesso, ma almeno ho qualcosa da fare. Belle buone asciutte a te, su fatti così, insomma, c'è una scena in ducess, scena che potevi evitare di scriverci. Comunque, mi dispiace che sono le 22:20 e non vedo entrare Pitbull, ma io lo chiamo, Mi scordo se la tengo sempre un telefono a portata di mano con i minuti che ancora devo esaurire. Vogliamo a Pitbull e vediamo. Ma purtroppo Pitbull è una connessione molto negativa, e quindi tipo, capita che purtroppo non si riesce a collegare. Però la volta è capitata. Peccato perché volevo far ricevere la sua poesia stasera, avevo detto di preparare una poesia sull'iPhone perché era l'argomento più trattato degli ultimi giorni, quindi volevo fare una bella poesia. Però nel caso non ci riesce a fare, mo su chiamare, ora mi dici, cazzo parla a fare, tu sai, non lo sto chiamando un attimo. Guardate, ma io, guarda, io sto in linea, io penso che sto in linea buone 10 minuti, Io te vedo in linea, però non ti però sento. io ti sento a te, io ti Io sento che ve- parli. Però io te vedo pure in linea, perché da Gist me ne ha fatto accorgere un commento, su chi tu avresti in linea, però non ti sento proprio. Ma vedi un poco sulle, come si dice, sulla gestione che hai del coso, vedi, può No, ma essere chi che la mi sono forato. cabina di regia della live è sempre la stessa, io non cambio niente, tu ogni tanto ne esci, ma vedi la cabina di regia, ma che è sempre la stessa cabina di regia, ma che già È gestita. strano perché io prima, è strano, sai perché? Perché prima io mi sono addirittura visto nel fare questa cosa e poi Mm. dopo non mi vedi più, non mi vedi più, però io No, ti sento a io te, te vedo quindi qua, vedo un te- omino blu e poi e basta, ma quando vedo più. una blu la Michelin, Ma chi lo dica. due, compà, chi Ottimo. lo due, mo li farà capo, che lo due che hanno problemi, hanno problemi. Vabbè, vabbè, mo casomai non lo so, rientro, che faccio? Rientro, boh. Esci una volta, che hai dato una invito, esci di nuovo, io ti mando un altro invito, accetta l'invito che ti ho mandato e vedi se belle buone riesci a collegare. Eh, ciao.
E niente, voglio qua purtroppo sempre grandi problemi tecnici, ma chi si cose piette pure dice che sono chi che devo vedere qua dalla regia, ma con la regia per mucca regia, che poi effettivamente io qua non muovo mai niente, quindi sembra la stessa cosa, e quindi penso che il computer su c'è, tipo è un computer 1950, no? Che è un CES, e quindi ovviamente se io computer su, comunque, staremo a vedere. Comunque, a mannanza, allora, voglio leggere un attimo qua i commenti, scusate se poi non ho letto tanti commenti perché sto pezzo per raccontare su 4 e pizza, ma l'hanno chiesto. Oh, Virgilia, buonasera, grande amico, mitico, fantastico e soprattutto cassa Fabrizio Cerrons, nonché mio zio acquisito, ti voglio bene, scordavo, ciao a tutti, ciao pure a Pietro, che comunque ci sta sentendo, quindi ti saluto, effettivamente, ti saluto Virgilia, grande, e ti voglio bene pure. Enzo Baruffo, Fabrizio, lancia il nuovo marchio immobiliare Tecno Case Caruto, che se fosse bello. Allora ci sono tutti i link che mi mandate, che li fotomontaggi che facete su Photoshop, ma io magari ma facete pisciare sotto su facciamo Roberto Callini che la casa caruta rete, vabbè, cose proprio assurde. Senti? Oh, voglio obiettivo pull, eccolo qui, ti senti, mo ti senti, hai visto? Ah, ok. Ottimo, frate. Senti sicuro? Io ti sento, penso pure loro, ma vediamo se ti sentono, ma penso di sì. Vabbè. Boh, vabbè, c'era da risolvere questo fatto della telecamera, ma non so come, perché purtroppo non si vede. Vabbè. Dovevo, però mo faccio prima fare 3 minuti, ti incominci anche a vedere, sinceramente. Ti incomincerai pure a vedere. Lo fa sempre così, a fine live. Appena finisce la live si vede, eh? Ottimo. Ottimo, frate, ma puoi Vabbè, salutare? comunque, ragazzi, volevo salutare a tutti quanti. Un saluto a tutti. Ah? No, no, vai, vai. No, volevo salutare a tutti quanti, volevo salutare a tutti quelli che ci stavano seguendo. Qualcuno mi ha scritto pure, e tu, ma ti sentiamo, però chi non ti sente? Cioè, tu non mi sentivi, gli altri mi sentivano e tu non mi sentivi, però io mi pareva uno scemo perché parlavo su lì, no? Dicevo, oh, mi sento, pareva uno scemo cretino, e ovviamente anche gli altri se ne sono accorti di questa cosa. Tanto ragazzi, ciao a tutti, grazie anche per i complimenti del video che è stato fatto, ci fatto un po' che pacca mia, anche se siamo ammati insieme. Vabbè. E Ottimo. siamo pronti con questa nuova poesia, ragazzi? La Vai, poesia vai. dell'iPhone, ce l'hai già detto? Ma no, sì, già l'ho detto prima, no? Si vuole dicendo che tutti quanti stanno dicendo che solo Inde sentiva, effettivamente Inde sentiva proprio, ma loro ti sentivano, una cosa stranissima, una novità di YouTube, vabbè, Infatti, come... ma ci si può parlare poco con loro, su lì. Ci sta parlando poco con loro, mentre che tu parlavo pure non si capiva niente, secondo me. Però per un po', poi ci sta, boh, basta. Ballando per il caso caruto. Comunque, vabbè, vai con la poesia tranquillamente, vai. Vado con la poesia dell'iPhone, spero che vi piaccia. Vai, vai. Vado? Lanciami, lanciami. Allora, ragazzi, Fette Pool, oggi 28 settembre, quindi non lo so, con la poesia sull'iPhone. iPhone 6, ovviamente. Vai. È stato lanciato sul mercato il cellulare che hai sempre sognato, l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus, chi lo piccirillo e chi lo grosso. Ma la particolarità dove sta? Questo cellulare che si fa? Beh, questo cellulare può addirittura, ma dubita che a Napoli ci stanno un negozio che tu fa. Per i maniaci dei selfie è importante sapere una cosa molto fondamentale. La fotografia la puoi anche modificare, a così facilla a diventare un po' più bellina. Beh, che dire, i nostri amici della Apple con i nuovi melafonini non aspettano altro che arricchirsi con sta frangate cretina. Ottimo! Molto lunga, rispetto alle due precedenti. Molto Con lunga. lunghetta, eh? Rispetto alle tue anche più in italiano l'hai fatta. Già dice la verità, l'hai fatta più in italiano. Perché? Come mai? Ah, così, mi è venuto da ironizzare un po', no? Perché l'iPhone è un oggetto che hanno soltanto un poco, ce l'hanno l'alta borghesia, no? Diciamo così, noi stiamo sempre che i cellulari 3 lire a mano, alla fine noi o massimo che spendiamo su 100-120 euro, non esageriamo. A me mi hanno regalato, per esempio, però. Ecco appunto. Però praticamente l'ho voluto un poco, però dopo il finale ovviamente, mo detta così non lo capisci, però è un poco anche questo mio modo di parlare in italiano, è un poco diciamo a parodia, ha pigliato voluto, va diciamo. E, vabbè, comunque io la poesia di Piette la trovate ovviamente registrata pure sulla pagina Frank e Cerrone, quindi dopo che finisce la live, come al solito lui la registra, ma che se giusto capito, no? E per chi non lo sapesse, la trovate su Frank e Cerrone, registrata, se ve la volete risentire, la poesia che si intitola iPhone 6. E niente, poi che c'è sta, dicevo, cada cosa, dimmi tu qualche argomento, cazzo stiamo parlando di figure e merde, cose varie, quindi
No, stavo ascoltando un po' delle figure di merda che hai fatto tu mentre facevo lavoro da portapizza. E beh, ci sta, negli anni passati ci stanno, ci stanno. E mi hanno fatto arrivare a sfatti stuiecce, che se mi e Massimina Gallino, fatto i panzarotti, ma è una cosa da film, eh. Cioè, io l'ho già raccontato, ma questa è una cosa che se non è sta fanno un film, una cosa proprio da film. Sfatti che magari i panzarotti, c'è chi ci blu fa magna, una cosa proprio esagerata, se ricordi sempre Ma Massimina. chi è che non ha fatto mai una figura di merda al lavoro? Tutti quanti l'hanno sempre fatta, una figura di merda, tutti ce l'hanno. Per chi ha No, lavorato... sì, ma a me perché sono pure longa a raccontare, ma tengo un sacco di figure di merda a Milano, quando faticavo a Milano, facevo certe figure di merda là, che ne scendo lavoro in da Una delitto. volta voglio raccontare una cosa così. Una volta lavoravo a Venezia, in un ristorante, lavoravo a Venezia in un ristorante. Quando Eh, c'erano da portare questi tipo, ti presenti che li sconcigli di mare, sconcigli di mare, però stavano tutti quanti dentro a una coccatella piccolina, piena d'olio. Allora io già mi ero venduto come un grande, diciamo, un grande cameriere, no? Diciamo, se andassi su locale che era uno dei più famigerati di Venezia, veramente forse uno dei più importanti. Allora mi ero famigerato. venduto come un grande cameriere e quando me ne venuto tipo due piatti su una mano e questo piattino piccolino di coccarde di conciglie mare, questa cosa piena d'olio. Quando vado a mettere il primo piatto sul tavolo, il secondo, e mentre che passo quell'altro piattino nell'altra mano, papà, magari tutte cose in terra. Vai, ma non è tanta figura di merda che cade questi piatti in terra, tanto quanto il fatto che era piena d'olio e non si poteva più camminare, cioè tutti i camerieri che camminavano per là, sciugliavano tutto quanto, quindi ho fatto un disastro inizio serata che dura fino a mezza Gastroambientale. quando guardavano st'urta. Come il E mio di immagina che lavoro. là nord, quelli là del nord che dicevano, ma dai, chi sa buttare tutto l'olio a terra, tutto che si scioglie, cosa. Vabbè, questa è una delle piccole cose. Come il Tutti mio quanti che di mi lavoro. guardavano male, dai 100 assettate che mi guardavano male, perché poi se ne erano accorti che si scivolava malamente proprio. Ma ero Invece da primo di lavoro, lavoro. eh? Ero primo di lavoro. Era sì, era il primo giorno pure, tra l'altro era il primo giorno in questo posto. Poi, Man, mamma mia, proprio massacrato a vita da quel posto. Infatti è stato prima e l'ultimo giorno perché poi dopo non ci sono andato più. Era un hanno extra, però cacciato. quello ha detto dai, vieni a fare questa serata, poi se va bene procedi. Mamma, è stato un bel benvenuto, ma brutto proprio. Mannaggia puttana. Comunque, compa. E niente, che sai quando, compa. E niente, ma ti hai avuto la freva, no? Non hai avuto la freva. No, io non ce l'ho, per fortuna una tenda. Però secondo me mi stava benissimo. Cassammo quando che la freva, pure cangop te ne la freva. Comunque, ma riesci a leggere i commenti perché se no te leghi, perché ti hanno fatto i complimenti, diretto, tu mi Sì, fai morire. Salvo Sibillo che anche lui fa le poesie, tu mi fai concorrenza però, che pure Salvo fa delle poesie, sta partecipando anche a un concorso, non so che ha fatto, mi diceva che ma chi? Salvo Sibillo non lo conosce, cioè no, non mi ricordo se lo conosce, un ragazzo che ci segue e niente. Comunque Stefano Carrese, petto di pollo detto in italiano fa sciattare le rasate, pure a me all'inizio quando Jets fa la traduzione di petto di pollo, petto di pollo, pure a me lo facevo sciattare le rasate. Comunque purtroppo siamo già alla fine, mi dispiace che ti riesci a collegare sempre solo quando stiamo finendo. La prossima volta ti collego Vabbè, prima. Sì, la prossima volta ci vabbè, dai. colleghiamo prima. Comunque, Vabbè, buon allora giorno. ragazzi, io volevo salutare a tutti quanti e poi ci vediamo presto per strada, perché tanto ci incontriamo, incontriamo tantissime persone per strada. A me mi fa piacere, a Fabrizio pure, quindi è una bella cosa, cioè che proprio mi savi pronti con i selfie, con i telefonini, perché sembrano carini. E vai giù, mi raccomando, se la poesia vi è piaciuta, facciamola girare, falla Voglio, girare. voglio qua- Ottimo! Ottimo frate, ma voglio quando puntate a Piette col mese avevo fatto le fotografie e lui c'ha un po' un trauma delle foto perché non si può vedere nelle foto, quindi lui se la fa volentieri la fotografia, però è anche un po' molto traumatizzato dopo quando lo taggate, che dice bene sempre malamente, effettivamente poi è vero, quello che fa una faccia di cazzo nelle fotografie potrebbe impegnarsi un po' di più a fare la No, foto, devo però dire un manuale dove insegnano a fare le foto. Ma c'è eh, prego, blog che insegnano a fare fotografie. Cioè, mettiti così, mettiti così. Ok? ma Abbassa la vede, fronte, ma poi dammi il problema è grosso perché non hai capito, allora è nata storia. vuole accettare questa sua calvizie che oramai da anni, io non ne capisco, non è che mo, è una cosa che da anni, sa pure buono senza capire, ma non ne vuole sapere nulla. Se sto fatto sul trauma di capire, che non ha mai tenuto quasi, cioè,
Non ci ricordiamo nessuno che capilla per te. Oh, No, tu ma non è io convivo bene con la mia calvizia. Solo che proprio nelle foto che quando non devi ne vedere, riesco proprio a licchiappare. quando si vede in Cioè, definitiva, mannaggia, vabbè, voglio, quando questo è, mi vedo, eh? Hit? e quando mi vedo, in effetti, sì. Quando devi. Comunque, voglio, questo è quando. Purtroppo già è passata soletta e vuota, come al solito questa soletta vola, con questa cazzo di live, però, niente, voglio, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 10, no, 10 e mezza, alle 21, ah no, aspetta però, che si dice, non potremmo rimanere di 5 minuti, sai, però, possiamo rimanere, voglio, perché io la scusa più tardi sta live, ma mi sono ricordato, che la prima l'ho cancellata, la seconda l'ho messo un'ora, ma ma spero che non cara la linea però. Stiamo già di 2-3 minuti, per il caso, non cara la linea. Va bene. Quindi se volevi aggiungere qualcosa lo puoi aggiungere se volevi, perché io purtroppo ti ho dato un po' di fretta, ovviamente. Niente, io spero ragazzi che presto faremo un altro video molto divertente, però Sì, no, Cerrone. sicuramente, effettivamente, ma guardi che in programma ce l'abbiamo una cosa, che ai mesi ma la Dream, e quindi la Dream una cosa in programma, non più una Sì, una nuova. cosa simpatica, dai. Non mi voglio anticipare, non mi voglio anticipare niente. Comunque tengo paura, già giuro perché tengo un caraline, non vorrei rimanere così con la cosa. Sì, voglio, ci sentiamo lunedì, sempre alle 21:30, sempre qui sul nostro canale YouTube, e vabbè, vi ricordo la posta di Pietro Puni, mo' in coppa pagina Frank e Cerone, mo' la regista per andare a vedere, vabbè. Voglio, ci vediamo in coppa a Facebook, vabbè, in bocca al lupo, vi saluto da parte mia e da Roberto Carlino e da Pietro Puni, vabbè. Ottimo. Ottimo, ciao, voglio. Pure Giorgio Anche, Mastrota vi saluta con anche affetto. il grande Giorgione. Ah, ciao.